del libro del dottor Alberto Di Pisa, Morti opportune, un libro che vi anticipo mi ha inquietato molto, ce lo dico francamente, perché è un libro, diciamo, al di fuori del comune. Ne ho letti parecchi, ne ho avuti presentati parecchi, però questo è sicuramente diverso dagli altri. Dottore Di Pisa, ecco, da cosa scaturisce l'idea di fare questa edizione? Ma l'idea del libro nasce dall'avere constatato come negli anni che vanno dal 60 anche al 90 si verificano tutta una serie di morti per incidenti stradali, per suicidi, per infarti o comunque per fatti accidentali di una serie di appartenenti ai vertici della polizia, dei carabinieri, dei servizi segreti. Si tratta di morti che vennero archiviate, insomma, dal punto di vista giudiziario, ma sulle quali a mio avviso vi sono dei dubbi e dei sospetti che in realtà di morti per suicidio o per incidente non siano state, e quindi nel mio libro evidenzio tutti questi dubbi, questi elementi, lasciando poi un po' al lettore di farsi una propria idea. Ecco, il caso più eclatante tra i tanti che lei analizza? Ma il caso più eclatante potrebbe essere per esempio quello Mattei De Mauro, oppure quello del capitano De Vita che indagava sulle navi a perdere, cioè le navi che contenevano dei rifiuti tossici e che venivano interrate nelle acque del Mediterraneo, e che morì anche lui improvvisamente in maniera strana. E poi sono circa 15 casi, ora tutti hanno Una funzione didattica il libro anche per le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo? Beh, è una funzione didattica per fare conoscere questo periodo, questa epoca, e poi quello che caratterizza tutti questi casi, che quasi tutti aleggia la figura della P2, dei Ciogelli, dei servizi segreti. È un po' un elemento che accomuna un po' tutti questi casi che io ho trattato nel libro. Beh, io dico che in molti casi le indagini vennero fatte piuttosto frettolosamente, non vennero fatte autopsie, non vennero fatti degli accertamenti tecnici, ma vennero archiviati con una certa rapidità. Magari una maggiore attenzione e un maggiore approfondimento investigativo avrebbe potuto dare qualche risultato diverso. Sono fatti che risalgono a 30-40 anni fa. Certo, si potrebbero anche riaprire, altre volte c'è stato anche qualche tentativo di riapertura a seguito della denuncia dei familiari di queste vittime, però non hanno portato a niente di concreto. Poi la verità giudiziaria è una cosa, la verità storica e reale è un'altra, e io credo che noi abbiamo il dovere di porci delle domande anche in difformità a quelle che sono le risultanze dell'autorità giudiziaria. Sì, ho il piacere stasera di presentare con le mie modeste forze evidentemente il libro del collega Di Pisa, che ha un titolo particolare: Le morti opportune. In verità le morti non sono mai opportune, almeno nella generalità dei casi. Il collega esamina 15 casi di morte avvinti dal mistero. Vale a dire, a distanza di anni non si è ben capito come queste morti sono avvenute, se si tratta di suicidi, come in alcuni casi è stato affermato, ovvero di gente che è stata suicidata, se si è trattato di un incidente stradale effettivo, ovvero di un incidente stradale simulato, se una caduta, per esempio, dell'aereo su cui viaggiava il comandante dell'Arma dei Carabinieri fu dovuto ad imprudenza oppure ad un sabotaggio. Si parla di tanti personaggi, si parla di Mattei, si parla di funzionari del vecchio Sifar, si parla del piano Solo, si parla del piano di altri Gladio, si parla di massoneria. È un libro di memoria, che ha secondo me un triplice significato. Innanzitutto a noi che l'abbiamo vissuto in quei tempi, mi ci metto io evidentemente, ci permette di non dimenticare i fatti che abbiamo vissuto. Per le giovani generazioni significa insegnare qualcosa, perché non avendo vissuto questi momenti possibilmente li ignorano. Per tutti è un invito ad approfondire i temi che il collega con professionalità, scioltezza anche di scrittura e bellezza di stile ci propone.